Tonino Biosa, allenatore del Bonorva, da pochi giorni direi, insomma, prima di parlare della partita volevo sapere un po' che squadra ha trovato, magari da un punto di vista psicologico, visto che è arrivato da pochi giorni. Ma la squadra, giustamente, gli obiettivi erano diversi all'inizio del campionato, quindi ho trovato una squadra abbastanza demotivata, perché i risultati non arrivavano, però sono ragazzi molto disponibili, molto disposti al sacrificio, che sicuramente verremo fuori da questa situazione. Certo, oggi un derby tirato come insomma, nella tradizione, fino all'ultimo in bilico, avete anche segnato il secondo gol, poi annullato, chissà, forse ingiustamente. Volevo sapere se comunque la sua squadra l'aveva soddisfatta oggi da un punto di vista, diciamo, tecnico, tattico, del carattere. Abbastanza, ma non al massimo, perché abbiamo commesso degli errori che evidentemente commettevano anche prima, vista la classifica, visto le partite che sono state anche perse o pareggiate. C'è molto da lavorare, però penso che il gruppo è buono, adesso arriva Pischedda come attaccante, oggi mancava anche Matteo Musu che in difesa si fa sentire. Sta recuperando. Si sta recuperando, penso che dalle prossime partite daremo filo da torcere alle altre squadre. Certo. Mister lei è un allenatore, diciamo, di categoria, esperto, e sicuramente anche, diciamo, prima di insediarsi, se vogliamo, in questa panchina avrà seguito un po' il campionato, il girone C di prima. Volevo sapere che idea si è fatto di questo campionato e se il Bonorva può risalire ancora, diciamo, per le posizioni di vertice, secondo lei. Allora, ho seguito il campionato, io sono di Pozzomaggiore, seguendo la squadra del Pozzomaggiore, che è prima in classifica. Il Bonorva non l'avevo mai visto, però ho visto parecchie partite. Penso che, non dico per il discorso primo posto, però almeno per i playoff ce la giocheremo con le altre. Certo. In conclusione, questa è una curiosità, insomma, cosa si prova, insomma, essendo di Pozzomaggiore, a giocare contro la sua squadra, quali sono le emozioni che ci sono, insomma, che si vivono? È una situazione un po' particolare, sono arrivato alla squadra sbagliata nel momento sbagliato, fermo restando che mi fa piacere essere a Bonorva, società nella quale 15 anni fa ho vinto il campionato di prima categoria. Dopo 15 anni mi hanno richiamato, evidentemente hanno un buon ricordo di me. È una situazione un po' così, tanti amici a Pozzomaggiore, anche a Bonorva, e quindi sfidare. Per me era un doppio derby, si può dire, però è andato tutto bene. Un pareggio ha accontentato tutti. Come hai detto tu, avevamo fatto un gol forse valido, che l'arbitro ci ha annullato, però comanda l'arbitro in campo, quindi accettiamo anche il responso del campo. Va bene, allora grazie a Tonino Biosa, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi il lupo, grazie a te.